Quando una donna muore d'onore, caro Presidente, mi sentite, Presidente? Donna, vi ascolto. Mi sentite o no? Donna, buonasera. Buonasera, L'onore stasera, l'onore dicevo io stasera. quando una donna merita onore, quando una donna merita onore, Sì. quando una donna merita rispetto, quando c'è stato i film per la violenza all'anno, che deve farlo piacere, ma quello mi dica che scende ancora la gioia, l'utilità stasera, non volti che non potevo venire a viaggiare, l'ho bevuto, perché stasera io devo fare il mio dovere. Bravo, Don Peppe. Ho quella donna che mi ha sempre rispettato. E sarebbe? Non si è mai ascoltato me, mai si è ascoltato, mai ascoltato. Io la signora Catalina mi vedo ascoltare la trasmissione, la signora, tutta coppa del signore Rimborto che marito è così. Però una cosa, quando la signora Speranza, con la signora Speranza, La dottoressa. la signora era un membro della NATO, dove mamma mia praticamente non potevo tradiscere. E io che il mio dovere per questa grande signorina, signore non sa chi glielo adesso, perché la sapeva, sia signore sia signorina. Noi sappiamo, Don Peppe, signorina. Noi sappiamo così, ma io adesso sapevo che lei. Noi sappiamo che è signorina, ma adesso sapevo sicuro. Ma perché mi interessa che è signorina? Amore, Io me la confermo che è signorina. Perché non possono confermare? e ci mette via davanti, guarda. Io non lo capisco, Don Peppe. Ci mette via davanti, noi sono signorina che è signorina, guarda. Ah, ecco, E bravo. sono signorina, sai che è signorina perché vedi che botte, no? Ma voi lo sapete che non è tanto facile fare una signora. Alla destra? Presidente, no, che l'uomo si adatta sempre. Che sarebbe L'uomo Don è una Peppe. maniera, no, una signora la fa sempre. Vabbè, no, Don Peppe. Però non mi piace- No, Don Peppe, sono d'accordo. Presidente, ricordavo una cosa, quello che non si spezzica niente, si spezza con l'ogna, E Don Peppe non ti capisco, no? non mi ha capito, Non ti ma capisco. che capì a me. Parlate, Quello che non si fa con i denti si fa con l'ogna. parlate più chiaro, più... Presidente, l'uomo che può fare una signora, la fa di tutte le maniere, non c'è bisogno di età, non c'è bisogno di niente. La signora che è? Don Peppe, Ma però... capite, ma la signora che è? Io rispetto, per la signora, la vera signora non si fa come dite io con le unghie. No, scusate, però lasciate no, non si fa con le unghie. Vabbè, ma sempre signore però. Vabbè, ma che signorese? Guarda, mi Vabbè. Presidente, guardate, io sentite voglio fare il mio dovere prima di ogni cosa. Sì, Noi stiamo lavorando a già salvare il nostro direttore, benissimo. perché io sono il suo compagno di questa trasmissione, Sì. però stasera non sono qua, ci sono l'ospite. Ospite. Ospite della trasmissione, Sì. ero Presidente, perché vedete una trasmissione che non è il suo fatto, la vita che succede. Don Peppe. Allora siamo ospiti come Presidente, sono ospiti Ospite come Presidente. sono ospiti Del programma del sono Presidente. ospiti del Presidente, Ecco. ho venuto stasera per l'onore della dottoressa Speranza, per Catalini e Pelini, e non porto che ho venuto per la mesa Renzo, le marzie, come si Vabbè, chiama? da Marano. Marzie Vabbè, Marano, vi prego non offendete. io non fanno nessuno, però chi mi offende io offendo. Anche questo è giusto. Chi mi offende io offendo. Anche questo è Io giusto. visto che mi si sparisce la bocca. Sì, ascoltai. Si spera che la mezza scancrinata allora. Cansangro? Scancrinata, non mangia E che vuol dire che questo? poi scancrinata. Sì. Dopo andate c'è la dottoressa. Vabbè, io l'ho richiamato la sera Marezza e lei comunque... Che grande cosa. No, vabbè, lei si è scusata. Prenderà mai per la me. Vabbè, lei si è scusata. Prenderà mai per la me. Se passa tanto poi non mi arriva, ma manco mi cadete le mani. Certamente, Manco mi cadete le mani, da lì a faccio preso. certamente ha sbagliato, Hai Don sbagliato, io lo so. nessuno mai sapeva permettere di fare la cartella. Nessuno. E poi... Era dicendo nessuno. Bravo, Don Peppe. Nessuno, mannaggia la giornata di oggi. Mannaggia la giornata, a dire nessuno. Mannaggia Marzio Marà. E nessuno adesso, nessuno.
tu? Va bene. Avete capito, siamo? Io ho capito. Avete capito, siamo? Ah, va bene. Siamo inviati riscindere, noi! Cazzo! Ma come mi sono permesso di fare la rete vostra, lo so, Non vi dovete permettere, manca, niente, neanche la guarda. si capisce? E infatti quando andavo alla cantina, non la guardavo, state buone, c'aveva la faccia trovata. Ma perché? Mettitemi una bella La vostra canzone, marità la va a guardare perché mettitemi la una bella donna. bella canzone per la dottoressa Speranza, per la signora Caterina e poi per la figlia di quella mezza che la mezza scantinata. Va bene. Tanto auguri perché ha vogliato andare niente a che bene con la mamma. L'andatina. Leggete.
Che belle canzoni, eh? Belle canzoni, che belli pasta da lucida, che belli dolci. Bene, chi l'ha mandato questi dolci? La signora Marcia Marana mi ha mandato i dolci e la signora dottoressa Speranza mi ha mandato la spumanda. E la signora Caterina l'ha Il mandato? coppo di cazzo. Beppe. Perché ne presidente? Ma scusate, perché voi mi dite qualche cosa che No, non vedo niente, Dan Beppe. la signora Speranza ha detto ha brindato a mia madre. Ah, ok, la signora Katia, Marcia ha detto con la sua figlia. e Caterina ha detto che state facendo? Che state facendo in tavolino per terra? Tu ci hai basta voi, che state facendo? A tirare la gesta, allora mi fai santo. Pucciate basta voi, vi hanno dato la morte, siete stanotte. Tutto a voi succede. Ma Ma tu riesci a curare non comporta si ispiratrice che le come una cosa dolce a sta bocca fan zuccherà che facesse papà felice che facesse papà innamorare come papà si fa conosce piano piano da può passare. E dalle, ma non ciascuno giovino fancatenasco che brillante e pregato come può pregano santo basta denna e sembra stessa indifferente e promessa più bella cosa giurare una veste sposa e l'ancora che fa dannare e che non devo rassegnare che le bella del gioco piace non comporta si ispiratrice che le doma una cosa dolce che sta bocca fan zuccherà che facesse papà felice, che facesse papà innamorare, come papà si fa da noce, piano piano da può passare. Che facesse papà felice, che facesse papà innamorare, come papà si fa da noce, piano piano da può passare. Sta figliola, sta stella di luce, va per me. Ma scusa, mi dovete scusare, guarda. Dan Beppe, ma lui mi dovete deve bere poco, Dan Beppe. Ma già vi potete aprire, io già chiuso la bottiglia, ma perché la chiuso per terra, ma che tu ma sapevi, non ha già capito. Ma dove chi è che l'ha bottiglia là? Già l'ho capito. La bottiglia che l'ho dato io ieri, che sta bottiglia. Che sentite, o vino, se non sapete che quando le piede appartiene, non sa dove. Quale piedi? Di quando piede è stato fatto, Perché uno fa che piede? Allora come si fa? Ma no, ma fa la macchina elettrica. Ma c'è bevuta che la elettrica. Ma perché Dan Beppe? Io avevo sempre il vino fatto con le mie piede. Perché con le mie piede saccio buono che la macina, che la scamazza. Certamente non può bere questo vino Quello questo. che vino, perché guarda l'ippa da poco. Io? Guarda l'ippa, perché è vino fatto con l'ogno mio fratello e con l'ogno meglio. Perché questo chi mi crede? Avete capito? Con l'ogno mio fratello e con l'ogno meglio. Appunto come tutte le parolacce poco tempo fa, chi è, come hai detto quello scurnacciato, che ti scusa, alla pasta ascolta, chi è? Chi arriviamo a queste cose? Però chi si sente? Chi si sente? Ricordate, guardate, lo sconnacchiato non lo sa ma lo sente. Si sente? Guardate, chi è sconnacchiato? Non lo sa ma lo sente. Certo, te ne accorge. Come? Non lo sa. Non lo sa, però, ma lo sente. Però non lo sa. Vabbè, si può impressionare, dice, ci sa. Va bene, Chi sa? guardate, sentite, guardate. Però poi c'è stato un noto particolare, Presidente. Ah, sì? C'è stato un particolare. Presidente. Sono pure le corna che si portano con onore. E con le sore? Come? E con le sore, con le ore? Stasera si sbaglia la verita? Sentite, Presidente, noi sbagliamo. Vedete, voi non capite le corna. No, certamente. Perché voi non tenete pratiche le corna. No, mai, Vedete, tampoco. voi... A meno che cosa ne sa essere?
Presidente, una cosa parlato su parlare giulianese, avesse, ma che motivo ha parlato? Ah, così avesse. Ah, così avesse? Avesse, no, per Avesse. Ah, buono, adesso siamo capiti. Sì, già lo Tutti quanti, non preoccupate. Presidente, io voglio mandare un saluto a un benedetore. Sì, al telefono, non Peppe. Allora, una Sì, ci sì. tengo assai, quella di buon benedetore ci tengo assai. Lo so. Sono di buon benedetore ci tengo assai, perché io voglio troppo bene. E voglio mandare un bacio a Don Paoluccio. Ecco, infatti che ti ascolta un Peppe, Don Salvatore da Somma, gentilmente mi ha telefonato, Sì. ha mandato la canzone, la sua sigla, La di Don sigla. Paolo, il nostro conduttore. Qual Sì. è la sigla tu? Come si chiama lì? Mi sono scordato un po'. Perché te la sigla su un Paolo. Sì, uno non si dice il nostro Quella Paolo. è la sigla, te. Sì, o Sarracina. O Sarracino. Sì. Io ho scalato. Eh. Ma qua Sarracino è Sarracino. Anche da parte mia l'ho salutato, è stato ancora il nostro caro Paolo, il nostro conduttore. Signore, Presidente, mi Cadino stanno le carte scritte che non si fumano. Ma perché avete usato la scena, Io sto fumando, E non mi io non sono musicale, io tengo appeso. Pina, a questo punto avete scoperto, abbiamo scoperto chi è il corro, che l'aveva Don Peppe. Vedete? Chi lo bevi? Ja, tu devi non ter. Vedi sta facendo, no? Sono un vicino guardato, ma se non ho procurato sto bicchiere di vino giù con lì, Tu mi ha dato la povero guaglione. Don Beppe, vedo una paura, no? Però buonasera. buonasera Presidente, io volevo A tutti all'ascolta. Basso Sì, voce. volevo fare Ma- tanti auguri alla festeggiata, tutti i Alle festeggiati festeggiate, sì. e un saluto a Paolo. Sì, come no? Paolo, presto fuori, Come presto fuori? All'ospedale, sì. Ma io dall'ospedale. ho giocato a padre, già si pensa che sta carcerato, la sente Presto fuori, Ma tu stanno Paolo. lavorato, lo volevo cacciare fuori. una presta libertà. Presto Dall'ospedale, sì. dall'ospedale, sì. No, presto guarigione, che c'è una libertà? Perché sei carcerato? Ci mando un saluto a Is, alla moglie, Andarietta, e sì. creature, Mi e associa. mia figlia, perché ricordavo una cosa, un Paoluccio era una famiglia che è troppo bella. E infatti, Una La famiglia... conoscete voi? Come una Aspetta. di Sì, sì, era sì. una famiglia veramente bella, brava persona, l'onestità. Famiglia di onestità, Sì, sì, l'onestità, sì. guardate. Voi avrete a Don Paoluccio con me, voi potete rimanere un fresco vino in coppa a cavolo, non se ne fanno sorsa. Veramente. Se non ci riuscite da vita, non tocca niente. Non è come annunciavo che così, che quando rimanete su si in coppa a cavolo l'ha trovato un bottiglione. Enzo, Non è là che buio, a non smetto, siamo dato un lato questo, con me. un lato questo. E quando mai si rimane Come si sta trovando lui, come sta avendo mo Presidente? Vabbè. Signor, voi da sta zitta, non è già si assai. Voi state Voi vedendo? non ci capite, Non si può fare zitta, zitta, ma bello e buono state cacciando la capa fuori sacco. Voi da sta zitta, prima che ti atteriamo. Pino, per piacere, fa male male se sale, vedete? Però il Pino, Enzo, per piacere. No, veramente lo sta bevendo, Io sto troppo. comprando un bicchiere di vino sì. e io voglio fare un brindisi alla salute, un brindisi, come si dice? A questo si dice. A Brindisi vicino Taranto. Come? Brindisi vicino Taranto. Allora sta Taranto. Brindisi Taranto. Muretto. Ah, Muretto. Non sta Taranto, Muretto. Arriva a passare una sua. Sì, pure la no Muretto. no, Muretto di Filippa, Sì. Muretto la Viceconta. Sì, Poi tutti andiamo tutti comico. E poi? Ma abbiamo preso lui, Presidente. Io, la morte è Voi siete l'ultimo, voi siete l'ultimo che avete rimasto sopra. non mi attaccavo che l'attacco. Questo io già lo sapevo. Sentite, Presidente, devo andare, una cosa, scusate. la morte non te ne Certamente, la morte non guarda bacio a nessuno. certamente La giusto. morte trasa a tua sì. Però un po' la metto nei te. Io sono giovane. Presidente, l'anno tempo, ma mo vedi una po', io sono potuto bacio a questa radio, sono una coppa a 20 anni, e già da anni mi dicevo, sì. e già io sempre prima a morire, vedete quando non ha già tornato, vedete quando non ha già È andato tornato. Don Peppe. Vabbè, sapete conviene in galera. Come? Essere carcerato conviene. Eh sì, perché voi dici, ma a posto che fa diciamo in paradiso, che facete in galera, Galera. però state sempre accanto. Eh sì, perché voi non avete lavorato, non siete sfruttato. Siete una persona sempre così al zillo.
Si capisce, Presidente, si capisce. Presidente, io voglio fare i saluti, ma poi io saluto. Però sì, Voglio salutare la signora Marianna di Parma Campania. no. Voglio salutare Biasa Luciana. Vabbè, facciamo adesso Voglio salutare Adolfo Adolfo Greco. Sì. Oh Madonna, ma che state facendo? Vado a scusare per pregamato, Leon Adolfo. Vabbè, fa poco per Natale. Era un Natale, ma io sanno di morto. Ho veduto a me papà buon Natale. Avanti non si muove su Cristiano. Vabbè, da Santo l'8 dicembre Immacolato verrà Radio Gelli. Tu sai, Noi si chiama sì. L'8 dicembre c'è raduna a Radio Gelli. Coloro che possono intervenire alla Radio Verità. Presidente, lui non me la fa mancare il conto di Luciano. Questa è l'unica persona che ha l'impegno lo riappigliamo e lo butta a campo. Cerca qualcosa. A portare là ci penso mio fratello. Ci penso mio fratello. Io faccio la persona di triciclo. Ah no, la ciuccia, Presidente. Lo triciclo, mio fratello. Dunque la compagno, allora mio fratello mi sa accanto a, come si chiama, la macchina rossa rossa. Ah, Suzuki? Come? Ma non lo so. tu la stacchi a te. Vanno su caso. Porsche, la Porsche. Non per cambiare lingua. Un barone recita che hanno una Rionda ma che hanno una, come si chiama, una macchina che hanno una... Un BMW? Come? Un BMW? Non so se sia bianco, non lo so com'è. Bianco? Blu. Bianco e BMW? blu, no, il nera, la macchina del barone nera. E che macchina è? Come? Che macchina è? Una, come si chiama, una carcirata. La carrozza. La Cadillac. Come? La Cadillac. Una carcirata. Le parole, la carrozza. Ma fiarata, massariata. Massariata. Come si chiama la macchina del barone? Hanno una macchina Presidente, fai piede da rete. Quando parte, no? Sì. Quando va un motore funziona, spedite la rete, guardate, mi pare una lambretta la Io penso vecchia. che te la marmitta bucata allora. Come? Te la marmitta bucata. Con me sto io. Lui si è molto suonato. Barone sanguaiato dietro, sorriso. Vabbè, io ora leggere un po' di cose, sai, tutti la Però la cosa è presto. Ma vabbè. La mettere a pellita lingua ognuno di loro. Vabbè, però sei il nostro titolare il signor Ugo Fiorito. Tanto saluto. Sì. Al gruppo di sostegno il nostro imperatore. Sentite, la saluto, l'unica da salutare, come si chiama? Il professore Crocco. Il direttore del professore Augusto Crocco. Crocco, una persona, guardate, si è fatto gatto, si è fatto una montagna. Io avevo 2 anni. No, poi Quando è bello, È bellissimo. Oh, è troppo una persona a posto. Esatto, sì. Poi Presidente, la prima cosa che ho fatto la mia dolce Maite. Accomodato, Maite, tu voglio bene Maite, e grazie a te oggi la mia giornata è la giornata più bella di tutta la mia vita. Tengo 91 anni e non ho mai fatto una giornata bella come oggi. Maite, Che è successo? Maite, che bei capello, che bella faccia, Maite, che... Posso pulire, Presidente, troppo bello per te la vita. E avanti, Presidente. Se venimmo a sala, con lo scostumato. Ho fatto vedere. No. Io sono scommettato che Tu come hai Allora dici fatto? che belli pacchi. sì, ma allora da voi fate schifo proprio. Sono una donna proprio seria, lo sapete? E tu l'hai fatta così, Siete una grande ragazza. Vabbè, chiedo scusa, vabbè, a questo punto io ho detto la verità. La ragazza ha visto che ha fatto così, vedete? Non è per quella la moglie e suo signore. La fidanzata. Fidanzato. Che tridari? Ciao, amore. Ci fanno di però signorina che la donna che è donna seria sono in faccia. Avete capito? Che sono pagliacci. Chiedo una colambrina. No, questo mai. Chiedo una colambrina. Sentite, una presidente mi ha chiamato Colombrina. Presidente, ma faccio dare i conti, Presidente. Sì, il professore Augusto Crocco, il nostro titolare il signor Ugo Fiorito. Sentite, Benedetto, Sì, il nostro... o consigliere Luciano, o direttore, Sì. a Bobbia, Sì. Il corpo musicale, Gianna Lambra. Gianna Lambra, Sì. come si chiama? Segretari. Adolfa quello che è segretario Giuseppino Tabicello, Sì. la dottoressa, Sì. un vicepresidente, Sì, un vicepresidente con la moglie, Oh mamma mia, quanta memoria sapete? la signora Marianne di Parma di La Campania, capo Teticone. meno di Cercolo, Vediamo se sbagliati, ah. meno di Cercolo, Poi?
Catalina e Giuliano. Contatto a cuore, sì. Catalina e Giuliano. No, mica c'era il pallone. Nino Lasarto. Bravo. Nino Lasarto. Poi voglio mettere Nino Lasarto, poi... No, lo devi mettere. E 10 domenicani. No. Chi è? No, c'è la signora Lola e il signor Tino da Bello, la signora Lola. Signor, mi scusate, signor, voi siete la donna più scapricciosa. Come scapricciosa? No, scapricciosa. Scapricciato, no. Come poeta. E poi si capisce quando si sclaviccia la poetessa. È una cosa da non ho mai stato cazzo, sapevo la poesia che boliccia. Che parola. Perché parla così bene. Ma perché che poesia stanno queste parole di poesia? Ma poi sta parlando di poesia, ma in che poesia stanno queste parole? No, ma vado bello italiano che quindi parlate. non arriva a sapere che boliccia. Va buono. Allora la signora Lolo di Cercolo. Sì, poi. Lolo di Cercolo, poi Presidente, è stata bella. Lorina, è una bella parisina. È una bella parisina. Domenico Lorina. È stato un numero più. Quella di Torino. Ho capito, ha cantato la canzone. E allora chi è? Poi ha perso chi la signora Lola, dopo la signora Marci di Marano. Margherita, la signora Margherita di Marianella alla Tigre. La scapricciata, quella è scapricciata. La Tigre. Però Presidente da Gabriele. Ciao Tigre. Presidente Gabriele. Poi, signor Peppe, un'altra bella signora. La Bella Vista. La Maria di Bella Vista. Sì. Poi un'altra bella signora, la signora Lo... Presidente, ma tutti quelli giornalisti vecchi, non ce ne stanno nessuno più. Vedete, noi... che hanno fatto una bella pelusata, la coppa. Vabbè, io dico una cosa, perché nessuno l'ha cacciata. Nessuno? No, sì. Se non è venuta più loro. Certamente loro fanno le loro scelta. Io quanto dico la radio è sempre aperta, per coloro che vogliono entrare. Vabbè, però Presidente... Certamente, bisogna collaborare con la radio. Fagiolo. Una cosa questa radio si chiude. Fagiolo. Per questo di questa radio voglio dire... Fagiolo, la radio non balla. Dei contributi, giustamente, ma posso venire alla mia miseria, con poche pensioni che tengo, e pure tengo attenzione ogni giorno. E io non mai dovuto fare mettere mai in coda di coda, mai. Sì. Io faccio il mio dovere, sono buscamento di la porta cabaccia. Vabbè, già mi sono fatto. Sì. Stasera. La sera. Non sto facendo la sera. No, ma la passano. Certo che poi arrivare. Ma buscai 70 carte di lire, ma buscai, perché una persona, diciamo, sa buscare 70 carte di lire, mi ha detto a me. E io ho detto, a gioco sempre e tu qua. Non mi pigliai manco un bicchiere di vino, e beh, come mi ha detto, a così mi ha induranisco. Vabbè, siete grandi, e questo sa, cioè, beh. Avete ascoltato, ci stavo anch'io, ci stavo. Voi ci sì, l'ho visto. Avete dato al nostro titolare. Sì, si sa già così città. E sulla giornata, a così mi camerato, a così lei così. Si è mettato capo e capo, cuore e cuore, si è mettato come paletto, guarda. Ricordo. Non mi vedrai manco del bicchiere di vino. È stato sabato sera. Sabato sera, e basta, non voglio dire Roma, e qua, 70 patente, 70 sì. Poi Beppe, stavamo parlando, appunto noi stavo dicendo una cosa, chiedo scusa, stasera, per questa intenzione che avevo pagato stasera, non beh? No, fino no, vi prego, mamma mia, la tua bottiglia. È finita la bottiglia. Enzo! Io la presi, ci sono la bottiglia, la presi. No, non beh però, Enzo, Presidente, è finito lui. Aspetta, che sta la bottiglia. 5 litri di vino è finita, Ma vedete? la 5 litri, signore, ma 5 litri. Quando è con la bottiglia? Io 5 litri qua di dubbio. Vabbè, io sto dicendo, cerchiamo di andare avanti. Stasera qua non ci esce niente. Io stasera ho venuto per l'onore della dottoressa Speranza. Bravo. Per l'onore di Catalina e per l'onore della figlia Marzia, non per Marzia, perché io a Marzia in una possa bene. Sta all'ospedale? La passa tanto vai a morire con un quadrato. No, sono già stato all'ospedale, signora. Signora Marzia, saluto. Non mi interessa. Vabbè, sto all'ospedale. Non mi ha perso. Poverella. Stavo dicendo la signora Loredana e la signorina Maria da Secontigliano. Andate avanti. La signora Valentina Rionalto. Andate avanti. La signoretta da Secontigliano. Andate avanti. Ah, sei paga lì. Andate avanti, vi sto dicendo. Il signore Eustacchio da Montemarano. Andate avanti. Mamma mia. La signora Annarita da Giuliano. Andate avanti. E dove ci parlano? Andate avanti, noi via qui. Il poeta Enzo Campanile. Bravo poeta, bravo. Poeta si cazzo, è tanti anni che tu conosco, non mi va dato un complimento. Vabbè, ma
Signor poeta, A Natale, a ricordo, Natale. stanno appicciati tutti i libri che pigliano. Vabbè, a Natale. Andiamo avanti. Poi vabbè, che già passa per coppa, che già fa. Che cosa? Dopo il poeta della signora, no, ecco, la signora Marzia da Marano. Marcio da Marano, guardate, mi dispiace, no. Io, il mio dovere è salutarla La perché voglio fare, ma io non la voglio salvare. questa legge di dedica È una grande... Come? la gente si Ma sente, come sapete la che gente si sentono, ma come sapete che voglio dire? vabbè, ma io già sono Sicuro che è una grande donna. questo mi Ma sta come sapete voi? ma per me, No, io non sto dicendo una grande donna. la grande? Io non sto dicendo una grande Ma che donna. stai dicendo? Va bene, è Ma si è capito. Presidente, La gente mi conosce è bene. una persona che appartiene a voi, capisci? A me. A mannato, Come vedete? a mannato, perché che potete dire la signora Marcio? E che per a me Ma che potete dire? è un amico me l'ha al re. Scusa, Non ti devo sentire stasera. alza amici, Aspetta, amici a muscia. Sapete che è l'amica e che è la muscia? Vabbè, no. È la stessa cosa. No, sì. No, è una parola. L'amico è la... È una parola. L'amica è una cosa, la muscia è un'altra cosa. Aspetta, mi sto sbagliando per stasera, già ho capito. Amici è quella che... L'amica Ah, è già più dopo. l'amica è la muscia. No, Presidente, no, io l'ho capito. L'amica. Vado avanti, Presidente. L'amici prende- Non betta... Andiamo avanti, si è benvenuto, cerchiamo di far spostare però, portiamo in terreno. Andiamo avanti. Vabbè, non mi Oh, raccomando, io faccio... Presidente. mi sta buttando cose in Andiamo faccia. bello. Vabbè, rispetto alla peduccia. Andiamo bello, Presidente, forse. Allora, la signora Maria da Posillipo. Bello, è una grande signora. Sì, sono È una d'accordo. grande signora, la signora ha chiamato papà Natale. Sì. Ha già fatto Natale, gli soldi suoi. È una signora brava e gentile. Vabbè, È una- pure stati a po'. Sentite? La signora Maria di Aversa. La signora Maria di Averso, guardate, acchiappato. la signora Maria di Averso, ride, la signora non ha fatto mai passaggio in occasione. Ecco, È stato sempre bravo. guardate, Io lo so. si è fatto sempre chiovere di quello che è, proprio perché è una femmina che le piace la figura. Sì. Non è come voi, Presidente. Allora, buonia. Avete capito? Voi siete come che l'imma russa che sono delle linda nascoste, che c'è il colma fuori, sì. È perché anche... Onde? Ah, dite, papà. E lui che sono raggiato lei? Allora, Presidente, io andate avanti, andate avanti, Presidente. Vabbè, io la vita vostra, l'ho passato. Presidente. Alla tua. Presidente. Io sto zitto perché non guardate il qua. No! Azzo, la vita mia. Andiamo avanti, Come ti fatto male, Cofri? andiamo avanti, vi sto dicendo. Andiamo avanti, Il barone Pescitelli. valori del Cirello. Andiamo avanti, vi sto dicendo. Angelo da Giuliano. Andiamo avanti. Antonio la signora Rosa da Santa Anastasia. La bella Imma. Buonasera Dopo ne signore. vanno fare sulla tua cosa, per piacere. Fino non Andiamo avanti, vi sto dicendo. Non ti fatto male, no? Sono lì che dico. No, io... Buonaso, no? Siete pigliati, ti ho dato voglia, non si può ragionare con Don Andiamo avanti, Beppe. andiamo avanti. No, messo il sangue, vedete? Non si può ragionare con Don Beppe, Questa è la vostra. perché lui non deve stare in tavotta. La signora Pasqualina Fierro tappa Milano Giuseppina e Anna. Come? Mi fate parlare svelto, si è fatto piano piano. La La signora signora Pasqualina Fierro, la signorina Giuseppina e la signora Anna, tappa Milano. Ah, perché Giuseppina è signorina. Sì, Signorina. sì, la signorina. E quando andate anche le signorine? E dove sono signorina? Non è secondo voi? Si è sempre signorina. Ma quando mai? Ma quando ma lei Prima poi sentite, si fosse la signorina, si fosse passata a peso. E perché? Come? E perché? Ah, lo so, di tutti i signorina. Allora io... Questo manco solo mamma che signorina di più. questa qual è? Abbiamo partito. Perché Grazie a te, la signora Cristina Traversa, bella signora Cristina, buonasera. la signora Gilda da Santa Anastasia, Grande signora Gilda, buonasera. il signor Però la signora Gilda manca non manda mai un complimento a me, un pensiero speciale per a te. Natale, A Natale. quante persone mandano qua un Voglio proprio vedere. Non ti preoccupi. Sto dando un buon Natale. signora Gilda vi prego, Mi prega. dico come la signora Mi prega, che Gilda le tema. prego, Mi prega e tema. la signora Gilda vi prega, Ah, so. ora brava bis. Allora, Pinoba. Il nostro Peppa dei Colli Aminei,
bello, Bello, ci sente? si Ci è sente? scornettato, guardate. Peppe. Peppe di cognome, è uno scornettato. E bottiglio. Vi ricordate quando non avevo bottiglie e capace per Peppe? Quando portavo i soldi per Peppe? Sì. Che piezzi scornettato. Che piezzi scornettato. Ma come mai qualcuno face per la strada appena che entra e poi si ritira in da scorza? Guardate, Però qualcuno, non mi ricordo per carità. Però manca bene fanno. Io ringrazio quello che collabora con la bella radio. Manca bene fanno, bottiglio. Da davanti, da prima. La signorina Pina e Denza e Maria Tappomigliano. Brava gente, adesso non proprio a San Cavrito, ma non da prendere sopra la baracca, non venuto loro stasera. Se l'avete chiamato Colombino, l'avete chiamato. Non coppa che guardate. Colombina. Sarà una donna malamente come vedete, Presidente, però come persona è una persona a posto. Ma io dico la verità, e la già ringrazio Ziendel, a essa e al buon lavorato, il figlio e marito. È un marito, signor. È un marito, Non qui come stato con Marietta alla vostra. Voi come stato con Marietta? Per piacere. Con Marietta è fidanzato e sono fidanzato con me. siamo fidanzati, vabbè. Risposta esatta. È la vita così, che oggi è stata la giornata più bella della Il vita. signore Gennaro. Con Marietta alla mia. E che avete fatto? Che avete fatto? Vabbè, io non si sa bene. Aspettate, Presidente, Signor, cosa avete fatto? sono un ragazzo che non vedi qua. No, vabbè. Quando Gli hanno fatto forse. Però Peppe, no, ma Peppe ha ragione. A te Davro lascia, però Peppe ha ragione. Cosa avete fatto con l'ammorato lui? Vedete, perché lui l'ha mandato a buia. siamo usciti. E poi abbiamo stato a nostra. Ma noi siamo fatto il contrario che avete fatto voce. Ma noi siamo Però non hanno fatto più stati assai di voi. Signore, ricordate, signore, voi potete mangiare, signore, voi potete mangiare quello che volete voi. Ma quando vi nascete che potete che avete mangiato, non avete mangiato niente. Mentre cara signore, voi potete mangiare non vuoi si pane, si può mangiare la composato, con il pizzichi sale, che lo vuoi si pane lo saggio. È stato sentito in un remo, voi potete mangiare anche la lasagna, potete mangiare pure le polla, però se dopo mangiate con piacere, cara signore, signor per sapore, cara signore, ecco farà mangiato, signore, e davanti alle idee, come sanno, E il signore Gennaro e la signora... con i cucini e batterini, non le domando piacere di essere stazionato da Voccolo. Madonna mia. Il nostro Gennaro e la signora Carmen. Gennaro La signora da Santa Anastasia. sei nato patente e merda, lo sapete? Vabbè, vedete, poi... E non è che suo diceva, Vabbè, io quasi ha già da ragione. ma quando non sei andato a discussione? E sono bei danni. Non ha tenuto proprio il desiderio di conoscere. Vabbè, ma dico Ma non ci capite il desiderio, ma io dico, non lo conoscere, discussione. Vabbè, a parte conoscere, a parlarci c'è dopo Natale, dopo la concetta. Perché se lui non viene, adesso non va rimasto niente. Non fa niente, il desiderio. Non va niente, Perché noi hanno mangiato lo stesso. Abbiamo certamente. mangiato bipeda, e che fa? Non fa niente. Ogni modo si voglio fare la vita che mi ha da conoscere. Perché io voglio conoscere, perché io voglio mettere in piedi pallo e luetta. Capite, Presidente? Va bene. Vabbè, più la signorina Patrizia da Santa Non Anastasia. ho guardato patria e pallo, sì, non ero il pallo e luce, io dicevo voglio guardare il pallone. Vabbè, non devo sto guardando che lei che dedicone. Andiamo avanti. La signorina Patrizia da Santa Anastasia. La signorina Risi è una brava signorina, Sì. è una signorina veramente gentile, è una signorina gentile, però è una signorina mi ha fatto perdere qualcosa a me. Io per me la signorina ha già perso qualcosa. E che dovete dovuto? Lo sapessi che ha già perso io. Lo sapessi. Signorina, guardate di bene, che io faccio uccidere. Sta all'ascolto, a chiamare. Io lo faccio uccidere, signorina. Lo faccio una coppa a terra, lo faccio là. E poi di cosa sapete? A una donna. È una bimba. Vabbè. La faccio questo a giro del paese. Va bene, signore Sergio Re da Napoli. Chi? Sergio Re da Napoli. Sergio Re Napoli. Sergio Re. Un Re Napoli. Dallo vorrei... Adesso E disso Re Napoli sono quelli d'Italia. vorrei una cosa, Un Re. Allora che Dio è stronzo, Re.
Dopo la signorina Pina da Ventarello Sir Antonio, da Ventarello. quindi diventano dopo fosse un bianco. Ah, beh, E poi non gli ha fatto tanto che la come faccio? Lei disse siete signorina. vabbè, aspettate, non mi sbaglio, dice, lei mi ha telefonato, mi ha detto in privato, Presidente, io entro convivo, però non siamo ancora uniti, che sei, convivo in che senso? Conosco il mio ragazzo, però non... Allora non andavi, che adesso fate... non andavi via. Così facile di vedere. La Presidente. Dopo si vede il macellaio da somma, Come si vede il macellaio da somma. una brava persona, guarda, il giornalismo, come parecchi che non sanno, ma Tutto. adesso una brava Ho visto che persona. mandava la carne di cavallo, non l'hanno mandata, non l'hanno l'avete assaggiata la carne di cavallo? No, ma no, Pancino. ma non dipende dal patriarcato, non è importante. A me mi facesse piacere a conoscere proprio da Issa. È una brava persona, ma amici che mi ha mai Sì, io lo conosco. è una brava persona. Parlo con me di stilato a lui e poi ha portato a Peppe di cavallo alla baracca e non mi ha portato niente. Poi, vabbè, alla signora Marina da Napoli. La signora Marina da Napoli. Marini di Napoli, la signora Marini di Sì, perché Napoli. l'altro giorno. Io non la conosco, Presidente. Anche io lo Però conosco. io questo, la signora volesse parlare, volesse fare una chiacchierata, volesse sapere perché questa signora non ha mai dato fuori quando sono ricchi. E Tante, deve sentimento la linea, non lo so, Tante. Perché piace io questa signora, Sì. io sono sicuro che questa signora non porta buon guerra, Un po' forte? buon guerra. Ah, è un'altra cosa. Io penso che questa signora può fare un miracolo per tutte e 21. Noi Presidente diciamo che ti scarpa a Natale, siamo venduti, Tante. ci vanno venduti per la scarpa. La so, Tante, ha ragione. Presidente, visto che scappa dalla zia Beh, Perché non scarpa con la bocca aperta, non va, con la bocca aperta, Presidente, con la scarpa con la bocca aperta, il mamma. scarpe. e puzzano pure. E perché non bene? Ha già soppato due canne. Hai zuppato, camazza. Come? Camazza ti ha zuppato. No, che dire, Presidente, già soppato un capo di Hai dovuto arrivare, si è come ha zuppato i cani, ma non la capisci. signora porta le canne a passeggio, le canne sono Ma l'ha zuppato? e noi ci hanno messo. Ma, Figurate una merda di canne di fare come una cartolina. io ho detto così, ha zuppato i cani, cioè ha zuppato, quando uno dai cani è capito tutto. Non ho capito, Non capisco, Presidente, i cani fanno le canne. Sì, È come Bussi, Presidente. non lo so. Presidente Bussi, ci una merda di canne che non cessa. Vedete, ma da forza la scandalaia. Io non c'è la verità. Non sentite che puzza, ne Presidente? Non lo so, Pino, ne penso, questo non lo so. La signora Carramella da somma. Guardate, la signora Carmela sono presa, non te lo coraggio, mi fa un complimento. Signor Pussiali, tu sangue, via, Don Beppe. ma che aspetta, non mi fanno complimento, sta Io signora. capisco se mi hai preso la... Vabbè, però lei pure pensa che forse il titolo d'oro a me mandarci un complimento. A Don Luigi da Ponticello si vanno alla Veneziana. Ho avuto tanta paura e tanto ringraziamento per il canzone bello che ci faceva. Ho sentito mio fratello Nicola. Sì. Stamattina cantava a testa Issa, Sì. che cantava la canzone Cora Signore. Caro signore, E mio fratello cantava, ci voleva tanto che sentì suo Cora Signore quando ha finito la canzone di Torre di Ecco Domino Dio, vado io un bicchiere di una cantina. ecco la buona salute, Don Beppe. Sì. Bravo, Don Beppe. E sono anche il vostro fratello Nicola, poi i fratelli notori del Smeraldo, Chi se ne conosce? dal Somma Quotidiano, Sulle somme sono salutando, sono bravo gente. certamente. La signora Carolina, da Signora, Vigaquense, Sì. Rosaria e Michela. buonasera signor di Mica Questra. Ecco questo. Su, circola. Come? No. Signor, io sempre che dice la voce. Il signor Antonio si è assunto da Ponticelli. Signora? Antonio, il maresciallo. Ah, io lo chiamo per il suo, questo. Io sono stato alla radio. Che sei una bella amicizia, la radio. Sì, vabbè. Succede una cosa, un carpentiere, una cosa, un'amicizia Ci con sto, maresciallo. ci sto. Io guardate, sia io so come si chiama il contrannome, Non lo so, Don Beppe. perché uno si preme di qua di appartenga al maresciallo. Quindi me la mandrò, me la mandrò. Presidente,
se mi piacesse sapere come si chiama Marisciallo. Vabbè, vedete, io dico una cosa, forse che scusa, Enzo, Sì. verso l'8 dicembre Sì. verrà la Radio Gelli. Quando vengo allora, quando è quella sera che ci capisciamo tutto Dove ci state? quanto. Se ci state? Presidente, sono cambiati quando ci andranno e quando ci pagano. Alla voglia. Perché se facciamo di senza di cavalli ci io vengo. Vabbè, non mi preoccupate. Sia che lui scamma magari 7-8 loro. Allora faccio i soldi per andare ma sia giovani così, presidente che faccio i figli, presidente, ma sentite, voi siamo nati per non lo cogliere. No, certamente. È giusto, no? Certamente. Sentite, il 14, non contano più. Ho capito. Di capire, andassero a magari patano. Abbiamo il tempo, Beppe. Se andassero a magari patano, andiamo a patano. Sì. Il signor Beppe e la signora Giovanna da senza abbastanza al Basilio. Peppe, E la signora Giovanna. Peppe Giovanni, Sì, sono frisati io. Peppe Giovanni, Sì. Giovanni, Peppe Giovanni, non so chi è. È un bell'uomo. Vampiro. Sì, conosce anche la signora Precipina. L'amico di Gennaro Si lascia parte, ci porta Beppe è il fratello del Barrio Barosania, è il fratello di un fratello del Barrosani. di Don Franco, di Sant'Anastasia. le comandi dolce. No. Il bar... Rosania. No, tra l'altro è bar. Quella è la pasticceria alta. No, quella è la pasticceria alta. Voglio mandare un saluto al signor Rosario. Siamo Rosario. Signor Rosario, la pasticceria. Alfa. Io ringrazio gli studenti, tutti i consiglieri, la bottiglia del vermouth. Però quando mi hanno dato questi studenti, una bottiglia di vermouth è poco. Ora mi hanno magari 12. Adesso ci manda un bottiglione, zio. Un bottiglione, non è andato un bottiglione. Però due bottiglioni, io ti dico perché vado a volta a piedi. Però un fratello del Barrosani, ma non andate lì. Io le dico il mercato. Dopo la signora Concetta da Giuliano. Guardate, la signora Concetta è una bella Buon giornale. si chiama Capito? Non so cosa è un giornale, il nostro Io direttore. sempre sono fatto con il giornale, vorrei aprire a portando stasera già mi da capo. A voi, Ogni volta mi dico proprio, sì, allora la signora Concetta e Giuliano ci manda un pace. sì. Signor, non discutate per precamando, signore. Don Pippi. Signor, non discutate per precamando, Certamente. signor, ricordavo di bene che non vuole niente, signore. Vi dico solamente che lo faccio ricordare questa giornata. Don Pippi. Rispetto. Complimenti e benvenuto a Radio Gelli, la signora Anna da Sant'Anastasia. Quando diciamo... Io non la conosco, non la vedo ancora. Io non la conosco manco. E neanche la conosco, con questo onore. Abbiamo mandato i soldi per la questa cosa. Esattamente, Don Beppe. Siamo di bene, Speriamo a dire che abbiamo mandato questi soldi perché i soldi servono. Don Beppe. Dica. E complimenti al nostro Don Salvatore da Pellena, il nostro panettiere. È stato più parola. Non so vedere Sì, poi da no. Pellena. Poi no. Pollena no. Ma Pollena rotte, e quindi Pollena. Pollena rotte. Pellena. Ma Pollena rotte. La Pollena rotte sta una clinica. Una clinica chiamata, come si chiama la clinica? Avicella o Lourdes? Come? Sono due. La clinica Picella. Avicella, sì. Mio fratello Nicola faceva a Wallo, l'ha preso. vabbè, rispetto alla rinuncia. Come? Per la conoscere il scoletto. Devo essere quello il video. Il vino, il vino. Presidente, come si chiama la... Ah, noi sono che si chiama? Ah, guarda il italiano come si chiama? Ah, proprio. Momento di volta, e che ne La sai? Pipoccia. La Pipoccia. Allora mio fratello ci fece la Pipoccia. Diciamo che sono una triobola. Presidente, sono lasciati che avevano fatto lui, Io. Vabbè, io sto bene come sto. Sì, Presidente, ma devo mandato un Ah, italiano. quanto sono tempo, vabbè, non ci possiamo Presidente, Vabbè, un saluto per tutti gli ammalati. voi non sapete. Non sapevo. Voi non sapete, Presidente. Io faccio una volta, voi non vi aiutate manco voi. Mi sono pesciolillo, diventa buio. Siamo un infermiere che conosco, che se vanno ospitato che poi si sono poco buono. Quanto tempo fa? Non parleranno. 3 anni sono. 3 anni, Quando la sera stavo sopra il letto, mi ricordo, Sì. io volevo dire, non si piace la carandella e poi lo stavo lì sulla persona. Dai. Perché se non è, capito?
e di tutto Io vi quello. ringrazio. Musica quando si partecipa in tre giorni, sono tre giorni, come si chiamava? Come si chiamava? Mi tendete voi le parole per queste cose. Io spetto per Io sto aiuta. Continua una bella canzone, la bella canzone. voglio mettere una bella canzone, adesso una canzone dolce, bella, una canzone bella, 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 per la mia dolce maitella. Sentite? Sì. Bella, che la vita vuole, che la vita del mio cuore. Sia datang mana malin Kirichat nyamma kalamita do Sai metri che pena brennasi E sulla bocca tua parlare calamita dato quello che batta a me che do perdono io non ti dico niente perché sta bocca ardente tanto m'attacca a te che calamita d'oro lascia le porte c'era tutte sante io non ti dico niente perché sta bocca ardente tanta m'attacca a te dai che un amore calamita Vabbè, vi è piaciuta? Troppo bella, Troppo bella, ma creata. Ma c'è questa canzone dedicata al tuo cuore di grande donna. Beh, Donna troppo grande e troppo bella. veramente troppo bella, vabbè. Troppo bella, Io la Presidente. conosco e comunque ci faccio Presidente, troppo bella, i Presidente. migliori auguri di buona salute alla signora Maricella. Presidente, è una femmina fatta senza malizia. senza un pennello. E come fa? Sanno le femmine che come si dice, Si truccano, si pittano. si pittano. Sono dove ruzzire, Perché non danno una cerchia, non danno a anche non danno una sola te. cerchia, danno una cerchia sola. Donde? Avete capito? Non lo voglio bene, io lo capisco, che non lo capisco? Presidente, lo voglio bene. Ah, già si sente. Il signore si Parliamo con il Presidente. Vabbè, posso. Allora, abbiamo rimasto sospese un brindisi, come si brindisi. Pensi che cosa? Ah, da te sto sperando. Ma se non mi dice sempre nulla. Enzo, per piacere. Basta. Allora, No. Ma io nemmeno un bicchiere di laggio fratello, la casa. con questo bicchiere Sì. e con questa pancia io brindo alla signora Speranza. Ah, a tutta l'osta. È grande, con questa panza. Sì.
Lui beve. Ma pure Questo vino. bicchiere Sì. e con questi vino si è vinta la signora Catarina. E per 100 anni. Poi quella Katia, la figlia della Marzia, Come? la figlia della Pure Marzia, Catarina si chiama. la sua Katia. E la brindate per lei? Come? Per la bambina dovete brindare. No, la Ma mica la non sono anche sposata. ma se io che amassi fossi giovane, che la massi da una coppia si Ettore, Alessia, e figlia della signora Katia. non sapete, signore. Ah, Sì, ma la stasera ti abbenderia il gelato non so questo. Ma mangiasse proprio un gelato. Vuoi mangiare un gelato, dai. Posso mangiare una bella cosa capra che sto mangiando un gelato. e che dove si mangia? Come? Che dove si mangia? Io lo vado mangiato io, E come ha mangiato io? Come vado mangiato? Niente. Niente vado mangiato, niente. Pratica quello di Moresi ci dà il segno di cristiano. Allora, l'80 e l'80 è libero. Facete sempre. Troppo avanti si E sente. poi mette il muso avata, come si deve dire. Si sente troppo avanti, si dà. E sentite andare? Pronto. Si fa... Chi è venuto da cliente che guardiamo troppo progettamente da sai te. Buonasera, Buonasera, chi siete? buonasera zio Peppe. Io posso dire di tuo sangue, voi non ci capite. E perché zio Ma Peppe? volete rimanere? Che faccio fatti Ma zio Peppe? volete rimanere non mi venga da Io comunque vi devo fare due domande, zio Peppe. non mi conosce, no? Zio Peppe, Lo io siete? voglio fare due domande. Una sola. No, due. Non andate a parlare una Russia, a me me ne facete una sola. Va bene. E allora faccio una sola. Parlando. Voi avete detto che Patrizio ha fatto perdere. Come ha fatto perdere Patrizio? Patrizia. Santa Anastasia. Patrizia mi ha fatto perdere belle combinazioni, Patrizia. Perché che Adesso fa? mi ha capito bene. E che cosa? La serra rocca. La serra rocca, cioè una che sa curare la cosa. Ah, chi ha Patrizio? E che ha fatto Patrizio? Come? La puntata a Oriente, la chi ha fatto? Ecco, l'altro è libero, 87 è libero. Vediamo se ci chiama Patrizia. Dalla Oriente si chiama smette paura, perché si chiama la casa che un coppo di morchio. Madonna. Perché capite, hai i suoi barcappata. Che male, tu non mi Ma che giostra. significa, Presidente? Non ho capito. Che significa? Che sta dicendo zio Peppe? Come se fossero un rimorchio per una carretta, no? No, non ce lo permetta zio Peppe, perché Patrizia è una persona veramente squisita. Meglio nulla dopo. Certamente. Cioè, capite? Poi un'altra cosa, zio Peppe. Voi avete detto vicino a me, avete detto quando mi conoscete? Quando ci vedo in Ma quando volete voi, zio Peppe? sentite, guardate, io lo conoscevo pure Bambò. No, no, perché non è possibile. Vabbè, ma lui io legate a caccioppo di cacciare pure la comodità. Ma io devo pagare. E allora non andate avanti. E voi a me quando me date? Che io non c'ho un prezzo, quello la gente mi conosce a me. Sentite, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Io faccio un'azione. Perché diciamo sia da voi. Va bene? Io vi ringrazio. Allora facciamo una cosa, guardate. Voi quando lo pigliate per ci conoscere? Me non ci sta prezzo. Io mi piglio 10,50. Ma a me non ci sta prezzo. Allora facciamo che si mi date qua. Voi lo pigliate pure 10,50. Però facciamo una cosa. Io vengo a conoscere, diciamo, l'antisolo. E voi buttate a vostra moglie. Va bene. Va bene? Qual è il problema? E allora, io prendo 10,50, lei prendete 10,50. Io posso moglie, per mi conoscere, a me da parlare 700. È normale. È normale. Patrizia? Buonasera Presidente, buonasera. Ciao Patrizia. Dai. Ciao Pina. Dai. Sta prendendo il caffè. Ciao Gennaro. Ciao Enzo. Ciao Enzo, ciao Vita. Dai. Buonasera zio Peppe. Dai. Presidente, zio Peppe, educatamente ho detto buonasera, mi potreste pure rispondere. Dai. Ai canno che cosa? Questo adesso sta dicendo. Dai. Vuole dire con Patrizia? Come devi sia bella? È dolce, dolcissimo zio Peppe. Una cosa, ha sentito come parla così,
che devono fare una mela senza scorzo. La mela da scorza è Senza dolce. scorzo, però dico una cosa, alla mela, poi che ci levate la scorza ci rimane sempre il verme dentro. Il? Vermo, Ma quando la mela non è Ma buona. come zio Peppe? capito? La signorina mi ha fatto un bel guai a me. Quale Veramente. guai? La signora mi ha fatto un bel guai. Davide, si sapere, ovviamente. Giuseppe, mi potete Signorina, Io non so niente. io che ti vuoi avere fatto a me, dovete pagare andando a Dio. Va bene, pagherò davanti a Dio, però se mi dici che cosa ho fatto. No, guarda, no, io poi quello che vado fatto non lo dico. E allora non è vero niente, ve lo state inventando. Però dico una cosa, Perché, no, aspettate un attimo, non è vero niente, ve lo state inventando. signori Puglia, voi venite il giornotti di dicembre a casa Saura. No, io non vengo il giornotto. Poi ci buono perché sennò quella giornata io facevo uccidere da mio fratello. Padre, Sì. padre, Patrizia, Presidente. vi prego, l'8 dicembre alla radio. No, Presidente, non posso venire. Perché lo so che non può venire Perché? Vabbè, perché? perché non può venire perché mezzo che lo fatto là. Cosa ho fatto? Lo fatto là. E come saccio? Signorina, guarda no. Cosa hai fatto, zio Peppe? Ho fatto un giornale. Chi Gennaro? Un giornale che sono stato lei. E che faccio? E che rete allora? Che rete? Lui ha detto che lui ha un giornale non sa che. Ma che è successo? Ma perché l'hanno imbicciata? Io ho detto Gennaro non Sì, ma il giornale perché l'avete imbicciata? Che è stato? Ma di che cosa? E tanto, no, sentite, insomma, non è piaciuto quello che ho fatto noi, perché voi avete sbagliato la signorina. Perché? Come perché? Io ma se non che la discussione con quell'altro compagni della vostra, proprio per questo fatto di gelosina. Sì, ricordo. Non Scusate. è più scordo niente. Ricordate bene che o scarpare e sono in giardiniera una volta. Oh Peppe, non è scarpare così. Ma quando scarpare mi dicono sono mangiato un po' più al massimo dove uno si mette in bocca e nata in mano. Hai capito? Voi venite con la banca e va fuori. Ma io... E la signorina si è andata e va buttata a sperpere. Cioè la signorina è una signora delicata e gentile, mentre voi siete di riccia. Sì, mentre mi acciacca ma merca. Avete capito? Voi siete di riccia, siete. Io sono riccia. Sì, siete di riccia. Zio Peppe, non posso venire a preso. Avete capito? Potete venire a piedi. No. I papà, che tutti che siete riccia. Sentite anche no. Ditemi. Voi ricordate bene. Voi camminate voi con le orecchie chiuse, sto mi ricordava io. Era non è giusto che avevo visto in un stacionato ai creatori come Patrizia Piazza Buia e ha buttato a sperpere. Non è giusto perché se voi ci mettete, come si dice, una cazzuna. Ma che state dicendo, zio Ma che Peppe? sta dicendo stasera? Signorina, Sì, io vero che lo sto dicendo. no, per niente. Come non lo Gennaro è un signore. Grazie, Questo è vero, Patrizia. sì. Sì, ma perché va che si vuole vino? Ciao. Ciao Vino, come stai? vino. Tu hai fatto bere la damigianella di vino. Sì, no, purtroppo non c'è signorina, tenete il vostro dovere che da fare la guida alla dottoressa Sperando e alla signora Catalina Già l'ha fatto. alla figlia della signora Maria. augurissimi. Già chiamato, sì. Auguroni a tutti i festeggiati. Sto fatto portare sperdere, ma mi resta un dubbio. Sentite, Ma non c'è no, non posso perdere. La Patrizia è per benissima. Presidente, Sì. Grazie, Presidente. No, di la verità, Patrizia. oggi nell'uomo cammina sempre con Piero Piano. No, vabbè, ma quello zio Peppe Oggi cammina sempre con Piero Piano di casa. E che sarebbe? Allora si trova poi una mocca pacca stracciata. Come deve Quanto sta scena? come deve essere a Come costoro? dire allora, come si dice, come si può dire? Tira ci lo va presso. Ah, ho capito. E poi lei si va a mangiare fatta. C'è la mano. Ma la buona deve andare a mangiare fatta no? Don Gennaro? Sì. Io? No, no, Però fa una mala fine.
un rammaggio di che cosa? Sì, papà, chi mi rimane roccolo senza bollicina? Roccolo senza bollicina. Roccolo senza bollicina. Cavallo stanno. Ma capisco. Roccolo senza bollicina. Ho capito, sì, ho capito. È che non ho capito. E che significa, È quello che voleva fare. Nessuno co, ma nessuno vuole una piazza tu. Nessuno fa de. Invece da roccolo senza bollicina, partite. Eppure veniva una cosa, vuol dire belli porcini vicino a Boglio. E se uno sapete crescere dei porcini che tenete, io non so perché quando porcini restano nel piazza Boglio. Oggi no. Trovate chi apre tipo i petti dei cavalli. Facete i porcini vostri però, Sì, sempre. Mi sono spiegato. Sempre. Volevo domandare quel bambino ieri sera come sta? Sta bene, sta bene. Sta bene. È vero che si chiama? Pasquale, com'è che si chiama? Pasqualino. Sì. Pasqualino. Come sta? Sta bene. Sta bene, l'ho chiamato oggi pomeriggio. Se lo saluti, Ciao, Grazie. Pasqualino. Ieri sera, Sabascio gli ha tenuto agli ospedali, le creature si facevano male, però... Cosa niente. Non andava a te punto, io stavo qua. Qui alla radio. Zio Pesco, le piafore c'è, te piafore per toccarvi e cadde. Ci fu un inverno di fuochi ieri sera. Un inverno di fuoco. Inverno. Un fuoco d'inverno. È la stessa. L'inverno di Signore, questo di giorno, mi troppo rapido. Presidente. Signorina, A me? allora signor, guarda, voi siete una donna, signorina. Io pensavo a Pina. No, non lo so più. Come? Pina sta all'arancio? Ma no, sto facendo come signorina. Ah, vabbè. Signorina, dite. Comunque siete grande, zia Pesco. Guardate, anche non lo voglio conoscere. Anche mamma, per lei se non li conosce a voi non faccio bene. Però il problema è questo, zia Peppa, scusa un attimo, ma Senti, ma io quando mi sparagliamo? Dai, guardiamo se batte. zia Peppa, Le chiedo. voi mi chiamava voi a me per conoscermi. Io? E io ho fatto 5 minuti per voi. Voi dite? Ma già lo faccio. Giovanni, anche io vi vorrei conoscere. Mi conosce, signorina? Sì, Signorina, ditemi. sempre vorrei conoscere. Senza niente. Ma non volete, guarda, non ci stanno No, proprio. ma vabbè, ma io vi posso pagare. Guarda signorina, se non potete pagare voi, procurate un altro cliente. Lasci che paga uno. Scusate. Ma no, per dire per me non ci stanno problemi. Pagate voi, Pago signorina. io. Però mi dovete dire perché ce l'avete tanto con me. Signorina, sto faccio con voi, perché voi, vabbè, ma dico non No, me lo dovete dire. Signore, mi volete dire, mi guardate, io dico una cosa, guardate, dico una cosa, signorina. Io per mezzo adesso non posso fare Natale. Perché? Perché io batto. Ho rubato qualcosa a qualcuno? No, mi ha rubato via, Chi signore. Signore, fatto mi ha rubato via, signore, volevo dire una cosa, sbagliato. Ma non lo voglio dire, non voglio E dire. vi posso invitare a casa mia a Natale? Io qui a casa posso. No, non voi io. Signore, benissimo, venduti di nuovo. Non ci sono problemi. Signore, quanta letta avete? Parecchi. Parecchi. Quanti ne C'è una avete? bella casa grande. Signorina, ma io non posso dirmi massimo 4 per ogni lettina. Allora, magari 6 lettine. Ma che cosa ne so sai? Ci sono di più. Di più ce n'ho. Ci 6 lettine. Sì. Vabbè, Anche i vostri nipoti, Don Beppe? tutto quanto. Tutto quanto. Pure la ciuccia, zia Pesco. Come? Pure la ciuccia. Non devi guardare. C'è posto anche per l'asino. No, signori, quella è prima. Asina. C'è posto anche per lei. Si era maschio, era sicuro che c'era posto. Dove poi sta? Signorina, Don Beppe, ti prego e ti prego. e che cosa? Ma avete capito? Ma che c'è? E ti prego. Ma sentite, voi giusto che non ha bisogno di letto perché l'asino dorme a Vabbè, ma poteva metterla giù nel cortile. Come? La mettevo giù nel cortile. Signorina, e poi la povera papera. No, non ci sono papere. Che animale avete nel cortile? Non ci sta nessun animale. Ci sono animali. C'è il lupo, Neanche un lupe. No, niente. Don Beppe. Per io niente ci Don Beppe, non è. però, Vi prego. No, già sto preparando i suoi fatti la salute. Don Beppe, cosa non ti dice? No. Non ti dice? Signorina, Ditemi. sia l'asino, quando siete capito un'asina,
un asino si chiama proprio di Ciuccigno, no? Sapete l'asino di Ciuccigno? No. Se è capitato un asino di Ciuccigno e un tiro nella corteggia, mentre l'animale che sta sotto il scandinavo sanno queta. Quando vediamo qualcosa a cavallo, sa. Ciuccigno scandinavo, Vabbè. Giorgino Muretta. Vabbè. Ecco potete fare, signore. Presidente, Gianna, Giorgino Muretta. tu lo capisci? Ciuccigna, l'asino Ciuccigna, Sta così con Muretti. l'asino Ciuccigna, ah, è muretto. Andiamo lì l'asino Ciuccigna. Patrizia, Patri, Dimmi. dici un massimo, ho fatto quanti attimi l'ho fatta la cosa là, Di Che cosa? della scimmia, No. no? perché che ti dico la figlia? Era uguale a Gennaro, cioè... A me, Signora, Patrizia, brava! signora, non l'ho visto bene però. Che cosa? Ah beh, forse la ciglia le femmine. Infatti. E allora non c'è dato qua la Signor Gennaro Savini di Vetta. Signora Savini o Savini signora? Ditemi. O Gennaro? Presidente. Sì, diamo un po' di spazio dopo. sì. O Gennaro? Telecom Signori, un attimo, vi prego, dopo un po' di spazio. O Gennaro, signorina? 5, 4, Non 6, mi 8, O Gennaro? O Gennaro, devo veicolo con la cresta. Telecom Italia. Che Lugan. Urgente per il numero 5, 4, 6, 7, Vabbè, vogliamo vedere la signorina Patrizia. Ma sono la Mezzo la sigla, potete. No, me ne vado io. Sì, per prima Gennaro. Però si deve via dai Pagliacqua. Esatto, prova Giovente. E poi prima di tutto perché la signorina me lo conosce e il Gennaro può essere parlato, me lo conosce. Il tanto la via fa la tua aperta, il tanto la via. Io Peppe, ma io sono per... Fuori. Ci dovete pagare. Io c'ho via fuori la bene. Ciao ciao. Ciao Patrizia, ciao Rina, ciao a tutti quanti. Ciao Presi. E ha fatto la mattina sotto la papa. Scusa, il telefono. Pigliate dietro, E della piccola di stasera. volete i versi dei... Hanno abbusato. Noi ci siamo non Vabbè, posate. non ha abbusato. Signorina, Giovanni. Beh, vi faccio vedere con suo Peppe, in diretta, pronto? Hanno abbusato. non lo so. Presidente vi lascio anch'io. Signorina, Giovanni. allora signori, ditemi voi. Guardate che è pronto, forse No. Hanno abbusato? Bravo, sai, versi te. Ma allora non ci andiamo avanti. Si è messo una lavoro avanti. No, vabbè, lo state qua. Ma adesso ci messo una lavoro avanti. Linea libera. Scusa, subito. Signori, vi prego. Pronto? Niente, posano. Vedi sempre la speranza là, Presidente. La speranza torna a Napoli. Quando disponibile al telefono dice sempre pronta, dice sempre speranza. Maria. Dice sempre speranza che ho fatto sta sempre. Sì? Buonasera. Signorina, Giovanni. signora mamma va questo Presidente ammalato. Ci dobbiamo arrangiare. Signorina, hanno difetti del luce. Pure. Sì. Ma adesso devo vedere Vabbè, c'è il signor Riccardo da Caserta. Riccardo. Pronto? Pronto? Sì? Pronto Giuseppe, buonasera. Buonasera. È stata un'emozione sentire la radio questa sera e Grazie. ritrovarla. Abbiamo sentito le registrazioni ieri. Grazie, Bravo. Riccardo. Noi e Grazie. un paio di... Ma voi come vi chiamate? Riccardo. Riccardo. Ma io mi conosco. No, non ci siamo mai conosciuti di persona, mai avuto il piacere. Ma il piacere questo, e io se voi potete pagare lei 50. E chi è un problema, che qua Perché? siamo tutti... Scusate, quando vorrebbero pagare? No, ma non è quando vogliamo Se pagare. venite da proprio, Se poi ci da vuoi parte dire- poi. Ma aspetta, una brava persona. Pronto? Sì, prego. No, se voi dite 2,50, sono 2,50 non si discute, ma chi il problema è che cangia stanno anche 10.000 lire, perché Ah vabbè, quindi va una tanto al mese. a rate, No, ragazze. Ma quando a rate non lo so. potete pagare come volete voi, però quando avete finito di pagare quando mi sono scese? Ah, ho capito. Praticamente anche se facciamo a rate di 24 mesi ci vediamo fra 2 anni. Anni, sulla pesce, sì. Ah, ci capite? Vabbè, vuol dire che... No. Sentite, chi ci sta vicino a voi? C'è una galina? Allora, aspettate, cioè, vi spiego subito. Io sto a Caserta in un bar, al centro di Caserta. Saluto. Sì.
al centro di Castello. Come si chiama questo bar? No, il bar si chiama non tiene. Ho potuto legge, ho potuto No, ma non è che non tiene un nome, è che proprio sta messa a villa e non tiene un nome. Adesso vi passa il signor genovese. Padrone del bar. O padrone del bar, È genovese. è genovese. No, Non è che è io per la manetta, io genovese per cacciare una lingua, ma la manetta. No, si chiama genovese, ma è originario di Napoli. Una buona. Se non vuole pure sicuramente, vi posso assicurare io. Signor genovese. Aspettate, ve lo passo un attimo. Vabbè, sta Patrizia così. Ecco, io vorrei Signorina. Signorina, aspetta, dove si chiama con combinazione? Signorina. Aspetta, dove No, vabbè, essere... salutiamo Patrizia, voglio bene. Sì, arriva da sta zitta. il programma del presidente. Signorina. Pronto? Allora, dove presidente mi ha lavato? Buona No, vabbè, è vostro. Allora mi mangia io e io lo È vostro. E allora, signorina. Pronto? Sì. Signorina, mi consegno genovese. Sì. 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 Sono genovese, bro. Sono genovese. E vaffanculo per tutto il mese. Siete signori, ma qua signori, che lo vuole fare? Ma come ha detto non è cognome, il suo nome. Genovese. Come mi chiamate di nome, scusate? Antonio. E che dici da fare genovese? Si No, ma genovese è un cognome. Cognome, non è cognome. si sotto la donna. Voi sono ancora un signorino, sono giovane, vedi? Ma sei un signorino? Sì, sono stato pure all'estero. Ma sei stato con me il signore. Già che passi il giorno a poco. Ognuno, io che non da signore per la sapere voi solo. No, e ancora non ci vuole nessun mangiamello, perché Perché io la sapere voi solo? sono stato a New York per tanti anni. Stato? A New York. A me? New York. No, adesso America. adesso va questo paese. New York. A parte il bar. Guarda il bar, guarda il buono, a New York si chiama Così. Allora, Vabbè, però no. sì, che i clienti tutti che servono per appicciare li potete da voi, lui. Grazie. Ci piacere se una Sentite, persona... ma io perché mi mandate qualcosa di soldi da parte di campo? Ma visto veramente io sono disposto a favore della colletta, perché sono 50. No, infatti ho detto no. Vabbè, Perché sono studenti, allora Vabbè, sarà dice... sì, poi la gente vuole chiamare. Telecom Italia. Chiamata urgente per il numero 5 4 6 7 Pronto? 5. Fate la vita, la signorina intanto lavorava. E perché? La signorina non fa piacere a me! La signorina sta là! Ah, ma non lo so! 5 Vabbè, Scusa! 6 Azzu. 7 Ho capito. 5 Sì. 8 ma la signorina si può conoscere. Come se lo conosce? La signorina si paga. Ma Vabbè, La signorina, pensi che... vabbè, non sbagliamo, cacciamo. Scusate, se uno dice 50, la signorina dritta su via un La mese. donna non va pagata, è una offesa per la donna. Sì, lo Se so. spiegate, voi queste cose non le capite, non le è capite. giusto, è giusto. Ma non va, però no. È giusto. Signorina, Attenzione. voi quando li prendete? Niente, presidente. No, io vado a pagare la carabina soldi, signorina. Ah, per questo sì. Vabbè, la signorina c'ha una voce angelica. Allora, È una voce proprio... è che non mi essere la sorella, ma non mi dà. Per questo, quando questa voce. Ma come si chiama sta signorina? Patrizia. Patrizia, ah ecco. Ma quanti anni c'ha? Come? Quanti anni tiene sta signorina? Ma che cazzo di sapere, ma Vabbè, come mi chiedo, veramente andate per il cervello allora. No, è per sapere, per carità, non è che se non la vita, almeno dalla voce sembra... vabbè. Perché mangia sistema pure, vabbè, Ci devo No, dire. io sto... sei impegnato la signorina. Sì. Patrizia! Vabbè, Patrizia! Si secca, no, ma ci sei numero. Sicuramente. Io l'ho visto Sicuramente stai scattando un computer, guarda. Guarda, mi passa poi guardate che poi guarda. Vabbè, Guarda, ma guarda come sbaglio, guarda. Non basta! Mi stai chiamando il signor Antonio? Antonio, vabbè. permettete un momento perché non mi parlavo con la signorina che mi piace tanto. Io vado a fare un po' d'acqua. Antonio. Vabbè, buonasera. Gli ha detto signora grande, Antonio. Buonasera. No, sta qua, aspettate, vabbè. Antonio, Sì.
Scusate, ma non mi dai una cosa, non ho sentito. No, Non guarda, lo sapete, poi è meglio a portare, lo puntavo in capo, che hanno quarto dietro. Vabbè, io sono al contrario. Dove siamo stasera? Signorina, Ecco, io sono Antonio. Io sono Antonio da Caserta. Ciao ragazzi e buon ascolto. Pronto? Chi era? Madonna mia, dite il numero di Valerio. 546 75 80 a Radio Gelli. 546 75 80. Come? Non mi perdi, no? No, aspettate. Certo signorina. Non mi perdi, signorina. No, signorina no, comunque. Pronto? Loredana, buona radio. Loredana? Sì. Buonasera Preti. Buonasera. Zio Beppe, ciao Patrizia, ciao Ciao Loredana. E niente, Presidente, ho chiamato semplicemente per fare gli auguri Sì. a Caterina, alla signora Katia, la mamma della dottoressa Speranza, Sì. con un bacione forte forte, la figlia di Marzia. Sì. Sì. E poi volevo ringraziare il signor Antonio per ieri, Sì. Antonio da Ponticelli, Bene. e un grazie a Salvatore Panettiere. Beh, sì. Va Sì. bene? Sì. Sì. E Presidente, c'è spazio, Abbiamo visto parlato di queste cose. Sì, c'è spazio? visto che avete Toni Bruni sulle Tra le mani, sì. senza una lacrima. Sono una lacrima. Va bene, da parte mia tutto per Antonio Salvatore. Stamattina qui, La verità? No, voi, Cortesemente la vedo un po', cioè, per poi da prendere senza lacrime. e che devo dire con Zio Peppe? Parlate. signora, Zio Peppe, Quando si Patrizia, il Presidente mi ha fatto una grande presa a me? a una donna come voi, Perché? a una donna che l'ha portata, Perché che ha fatto? l'ha chiamata signorina. Va bene, Zio Peppe, che Prima ci dove l'ha visto? va bene, Zio Peppe, ma questo è il Presidente che ne può sapere, Zio Peppe. Come? Il Presidente mica mi ha fatto la visita. Vabbè, signor, tu l'ha fatta la visita, però Vabbè. signorina, signora. Signora, Abbiamo una persona, 100%. abbiamo una persona come voi, no? Ma se la fare da lei, dove che sia. Vabbè, sono venuto da signora a 18 anni, Zio Peppe, alla Ma non faccia vostra. che poi ci scelta la faccia mia? Io voglio definire un onore di avere voi, perché ricordavo essere ancora signorina, all'età vostra, forse una vergogna. No, sono signora Ma quello che dico, 100%. vi pigliate di una sarta. Ma vabbè. quella età ancora signorina. Ma va bene. Ma quando ci ritira in paradiso, che ci dice a San Pietro? Va bene, senz'altro andrò all'inferno. Come? Andrò Ma all'inferno. se capisci, San Perché Pietro... ho capito fate San Pietro, Pataterni. Signora, aspettate un momento. Signorina, ma voi perché non posate sul telefono e parliamo? Tu state a mezzo al dietro e non Con me fate stare Patrizia. me ne vado signorina, posate la telefono e uscire pure. Patrizia, non te ne andare. Patrizia. Forza, signorina. Ciao Peppe, non voglio fare Signorina, da sicura. Signorina, il programma non è vostro. come avevo finito di arrivare a un telefono e parliamo? Voi siete un ospite. E allora mi domandi, Peppe. ma io ho detto che Peppe, è il mio desiderio avere Patrizia dall'altro lato, per esempio, Peppe, non so se chi può venire. Preferisco Patrizia. signore, voi preferite a Patrizia, guardate voi, signore. E non dico preferisco a voi perché non ti buono niente più. Signor Mi fate Gianni, rispondere. ma signor, ma io comunque come bambino non posso mai buono. Comunque, Zio Peppe. Zio Peppe. Non sbagliato perché io rispondo a tutto. Ma Zio Peppe, a me, che te ne fammi rispondere a me? Ma che te ne capisci di me, prima di Vabbè, tutto? signora, ha una cosa parlato italiano. Io? Questo è una radio italiana, si parla italiano. Zio Peppe, io parlo sempre italiano, però visto e considerato che state in trasmissione, parlate così, a così mangiare, Zio Peppe, non c'è così ma voce. Signora, Dite? se un presidente può salire sopra, vuoi accompagnare? A chi? Un presidente. E perché? Lei sta da salire sopra. A da fare il presidente? E da fare 1, 2, 3 opla. Come? A da fare opla. No, signorina, da fare solo, sta zitta. Hai capito? Non me l'ha capito, Zio Peppe. Sta zitto. Comunque Zio Peppe, Stai a noi. infatti il netto la salta, il netto la salta, Stai a una sagresa, stai a... chi è?
mi sento un altro scuola. Stamattina, zio Peppe, Dici? ieri non ci sono stato, no, sento un po' di registrazione stamattina. Specialmente la mi ha chiamato Mazzi Scopa. Inetta la salsa. Sì. A me mi ha chiamato Mazzi Sì, Scopa. una salsa è una brava ragazza. Gli mando un bacione. La signorina. Una salsa sembra da sua una combinazione. Prima di sembra da sua una Vabbè, combinazione. non una combinazione, si meriterebbe un uomo che la può fare felice. Di può dare la felicità che ogni donna cerca. Una combinazione di subbuono. No, zio Peppe. E combinazione rimane solo delusione dopo che rimane il vuoto intorno. Voi che non sapete, signorina. Voi che non sapete. Ma io da donna esperta lo dico. Ah, vabbè, chiede scusa. Zio Peppe. E mi aveva scordato che dovevo dire. Facciamo vostro perché lo da già essere. A verità avrei zio Peppe. Ah, bello, io. Loredana, poi Si è fatto 5 litri di vino. è normale, Pico, ma la tua risponde a 2 euro. Senti, come la tua madre a così risponde? A me non mi fa impressione niente. Poi c'è una combinazione su una compagnia presidente. A me? Adesso tu non ti mani da vacanza. Ma va bene, zio Peppe, come gente non l'ho accompagnato solo io accompagno sempre. Sì. E poi la testa, fatemi a Signore accompagnate con la mano. ma Camano, come mi trova? Vabbè, signore. Dove c'è il gusto non c'è non c'è tempo. Io sto qua. Patri, penso di lasciare, vedi con te. Ah, guardate, c'è il la verità. Sì, la verità. Non la verità, C'è il la verità. La Patrizia. Sì, bene. Ah, guarda, Lo so. Sotto la vedo bene. È una brava giovane. No, signor, voi non perché voi siete un fama. No. Veramente. Ah, signorina Patrizia, veramente una signora di cura, gentile e poi sarci Ma capitato. zio Peppe, non mi so le parole. Poi sarci capitato un bello posto alla radio ciò. Che vuol dire zio Peppe? Vabbè, anche Questo non le vuol verità dire di un niente. bello cuore. È vero. Ma va Perché bene. voi dici che la signora Patrizia non tema. No, che voi volete. Però zio Peppe, io ci ho fatto caso una cosa, no? Signorina, Voi vi create dei nemici, lo sapete perché? perché signorina? Chi mi ha dato pace, a chi decide che volete bene e a chi scartate. Invece per voi le giornaliste e i giornalisti devono essere tutte allo stesso Io dico punto. una cosa, Poi signore. dobbiamo essere noi giornalisti a passarci la mano per la coscienza nei riguardi vostri, però per voi lui è smesso. Signore, io volevo proprio di conferenza e voi già volete passare la mano per la coscienza. Zio Peppe, a dire la verità, Dice, la conferenza vostra non mi interessa proprio. e a me non mi interessa proprio la vostra, signorina, perché vi dico una cosa, se io mi adesso io e voi solo, coppa la faccia da un porti che tengono 90 anni, e il stesso con la cavallo, bustissi una pelle, io dicessi, signorina, quando dite dopo con la cavallo, Voi dite, si capisce? però zio Peppe, Dice, se il cavallo fosse a modo mio mantenesse pure. Adesso vabbè. che voi non siete a modo mio, ma no, ma voi lo so, allora non avete capito niente, perché il cavallo non so che io. Zio Peppe. Se facciamo così salvare, signorina, che sono abbaiato, Va bene. non può finire di No. Vorrei tanto ascoltare Salvatore. Patrizia, Sì, vi saluto. sì. Ringrazio e scusate. Ciao Patrizia, Bassone. Patrizia, mi raccomando, l'altro ti voglio conoscere. Non lo so, Loredana. No, mi dico quanto è possibile. Signorina, Bene, ditemi. io ti mando un saluto e vi ringrazio. Di niente. Va bene, signorina? Signorina, da sta sempre buono. Vabbè. Signorina, pure di buia che ci andando una sorta, come voi desiderate. Perché Annaldo? Come? Perché Annaldo? Come non posso direttamente dire che siete avanti. Che vuol dire? Ma so se una persona può capitare comunque, dovunque, ovunque. Signori, quindi non spiccica troppo. Guardate come. Ok, buonanotte. Ciao Patrizia, un bacione, ciao. Telefono a posto, l'87 è libero. Come volete sentire a Salvatore Panettiere, però non è orario. Non è orario. È nuovo arrivato. Io lo ringrazio perché ha mantenuto la promessa. Dai, l'ho detto già, il signor Ugo sta E io che ho messo su e lo ritenevo nostro amico e lui si è presentato. ma lui ha capito la nostra radio come è fatta. Grazie Salvatore, grazie per... Lui ci ha apprezzato, infatti ha Dite, collaborato. Perché lui ti ha mandato su tutto quanto?
Zio Peppe, mi posso chiamare Ciuciù alle persone che mi danno quella certa fiducia che faranno parte di noi? Sì. Ma le persone che io sento che vanno pazzi e ci vanno pigliare in giro, ne chiamo Ciuciù. E come è chiamato, signore? Ah? Niente, non gli do proprio spago, Zio Peppe. Usciamo. Invece a questo Salvatore l'ho sentito 2 volte, ha parlato con me, ho sentito che era una persona affidabile, ero sicuro che faceva parte della nostra famiglia. E niente, comunque io lascio spazio. No, aspetta, sono signore che devo salutare, poi c'è Peppa, la Pinuccia e Denzo. Sì. E anche a me. Pronto? 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 Buonasera. Oh, sì, da che storia, lo si è la pioggia. Bella bellezza, bella bellezza. Questo è accogliendo al console. È un viaggio. Presidente, molte papà, a viaggio immagino ogni Caterina, Natale. Era la vita da Caterina per sentire a viaggio. No, quando la cosa si la chiamano, non Ma chi? non viaggio. Presidente, sapete cos'è? Sì. In questo periodo sto tenendo talmente da fare, no? È colpa destra. Mi sono circondato di lavoro, purtroppo non sa niente e quindi mi sono allontanato un po'. Sta giovendo. Sta giovendo, perciò. Pure qua a viaggio. No, perciò oggi sta giovendo. Viaggio, quanti chiavi questo fa? Fatto schifo. Perché? Che ha Fatto detto? schifo. Che ha detto? È una cosa che non ha giocato Fatto male. schifo. Quindi No, come si è fatto di male? non lo facetemi male. Significa che non anda più questo male no. signore che non anda più da sola. Ma io Bene, l'altro pure una mazzata in capo perché ho ancora una toppa. Comunque Biagio mi scusi un attimo, io ti mando un bacione a te. Però zio Peppe, sapete a chi sto proprio desideroso di ascoltare? A chi, signorina? Ad Adolfo. Adolfo? Adolfo, signorina, non tratta... No, ma non aveva i soldi proprio morta. Ma Erano passati morta. Ma non parlo dei soldi, pure ascoltare la tua voce è un anno quasi che non la Signore, ma io potevo dire, signore, io potevo dire i soldi, io mi fanno tanto. Va bene, a voi per i soldi, a me per la voce, Adolfo, fatti ascoltare, ti voglio tanto bene. Tu mi chiedi a me. Lascia, vabbè. La verità? Chiamo 5 mesi fa, chiamo nel mio programma. No, Sì. Presidente, non l'ho ascoltato. Ma tu capite, che ha fatto Adolfo? Ci ho parlato. Sì, capito. Ha detto che farei Viaggio, digli che il momento opportuno. Viaggio, digli che Loredano lo vuole ascoltare, lui è affezionato a me. No, ma l'ho chiamato, ha avuto un po' da fare. Mi dispiace. Io una cosa, abbiamo Adolfo è un signore, noi non fanno come voi. Infatti, no, ma più Biagio che lo dai. Parlavo per me, fare... Ma niente, Biagio! Se manca mi diamo pure i pep... mi diamo pure i pep... Poi se ne trovano. Peppi Ciacione. Biagio, che la domenica fa la Natale. Che bella roba, chi non l'ha da mettere Ma come quanti pastore? palli escono sani e escono sangati? No, chi sta da mettere come pastore, bastone in mano, solo che lo può fare giù, solo un pastore lo può fare. Quando mi dico che la giocavano appassionata, ma giocavano appassionata mia si è secca. Ma da spazio la dama dove la giocare? Bellissimo faccio no, bellissimo Si faccio può no. pigliare tutti, se non vedo si può Ma pigliare. io figlio mi chiamano appassionata da Comunque Presidente, io lascio spazio alle amiche, ancora tanti auguri a tutte le persone che questo campionato, con un bacione forte da parte mia. Presidente, mi farebbe tanto piacere ascoltare, quel brano l'avete segnato? brama, già le partite. No, vabbè, è proprio piace proprio, senza nada. Presidente, da parte mia, Questo qua. è interamente a Salvatore Panettiere. Salvatore, fatti ascoltare, ti voglio ascoltare. Vuoi un bacione a tutti quanti, a risentirci a più Ho pure qualche cosa per casa dirlo. Bravo, già sapevo, siete una persona che poi non mi manca una vita. Siete un uomo troppo a posto, siete un calendario. Ma poi sono fama, guarda che ho fatto. Sentite, vicino al formaggio siete un grande signore.
Ecco la Giarici, tipo, un formaggio rosso con cannasso con diciamo. Ma Lauricchio Paccia. Ma quali è? Basta che il formaggio rosso abbiamo. Grazie ad un calenduro, Ma io non faccio ricontare con me un sacchio. Oh madonna, ma come dici? Ma che la do a prendere chi lo va la roba? No, ma è perché lui fa ricotto, non è perché... Come? Perché fa ricotto, non è... Non ricordo come lo fa. E quando chi è un mestiere suo, che te fa? Lo sa, ci però fa ricotto ma come forse, andiamo. Lo fa ricotto di fucella, la ricotto poi ci devo. Vabbè. Ho sapito. Ma che c'è nessuno alla sana mi si fa? Oh, presentami sul telefono, non mi sa posto. Ah. Che si mette a paura lo sacco. Ah, si mette a paura, Si mette a paura. Metti il telefono a posto. D'accordo? Forse. Io lo prendo. Eccolo qua. Ah, so. La banda è libera in questo momento, scusa subito. Scusate, vabbè, non c'è fatto caso. Non fama, siete, non fama proprio. Io sappia. È proprio lui. Bello. Che piacere. E snacchiello. E io sacchio, si un saccaliello prima. Buonasera, compà, buonasera. Buonasera, Ossa, buonasera. Sta come sei compare poi. Mi sono tutto compare, tutto quanto siete amici miei. Si volete essere amici miei, ci sta chi di Santa Anastasia, là come si chiama, Don Gennaro. Don Gennaro. Mi ascoltate? Sì, Chi è Don Gennaro? Don Gennaro di Santa Anastasia. Ah, sì. Mi ha fatto pagare a me, sapete quando? Un milione a mezzo. Perché? Vuol dire pure un'altra volta, chi la venetta a bonda manata. E basta da Pirisi l'ha detto. Io dice dare in darati che volevo conoscere Stefano Sì. Non Gennaro Ambra. Certe, si sta in ascolto, sta Don Gennaro di Santa Anastasia che non è stata capace di venire a casa noia. Allora io che facetto, mi è attaccata 3 stecche di sigarette, farette una macchina formata via verde. Io mi credevo che era Don Gennaro. Sette vicini, sette sentito, uscite Don Gennaro. I sette non loro, no, lui sembra la finanza. Ma facette una conversazione perché tenevo le sigarette americane, ti capito no? E per mettere l'avvocato mi sa che fatto interesse 1 milione a mese. Ti capito no? allora mo so parecchia ricotta che se ne fuiva. 1 milione e mezzo sa da raccogliere. Sto porte collera. Sto porte collera. 1 milione e mezzo. Vabbè. No, capito. Ditemi una cosa, ma sto Salvatore di Polna Trocchia, senti quello che chiamava in quando io facevo la notte, facevo un notturno, carati il studiamola. No, si ascoltava le prove. No, lui chiamava pure ogni tanto, sì, l'ha detto. No, l'ha detto pure l'altra volta. No, voi no, conoscono Luca. No, Beppe no, ma lui faceva la nottata, sì. Però guardate, il fatto che se mi sento da dire come la radio è un signore e una persona apposta, lo sa. Fatto faccio, ma capitano pochi ricotta, ma daranno pochi pizze, ma da fare una pizzica ricotta. Lo sa. Adesso una brava persona, però io mi sa la voce, la voce la da notte, o veramente pare un signore, poi non lo so. È un signore, guarda, Sotto un tonino non lo so, ma pare un signore. guarda, è un signore. Lo sta, ma lo senti. Sì. Però lo sta. Guardate che le parole in modo come si dicono. Lo sta, ma sono tutte con Beppe che ti è cresciuta la barba per fare... Ma sempre. io sono un signore veramente, ho sapito, no? Ma chi l'hai detto Beppe? La settimana passata mi appiccicai con un amico mio, un fratente, lo faccio sapere. Ti capito, no? Vicino a me, un sta, mi chiamava miau, mi sfotteva, ti Ma come capito, no? chiamavo Miciù? Io sento miau, ci ho dice la vatta che si mangia, o dopo che si mangia, il formaggio che fa un latte che fa la vacca la moglie di chi lo vuoi, o vuoi che te di carne, mi chiamavo con loro di non scorrere.
Alzati. Però perché mi c'è la buona allora. Perché mi c'è la buona. No, quello c'è abbastanza, Per vabbè. il numero 5. C'è la sitta. Hanno fatto la sitta. Sì, sta un attimo però, Scorto degli occhi. sì, sta comunque tocca la diretta, non ti preoccupare. Alzati. No, non sta in diretta, tanto a te. Chi si chiama? No, ma è meglio che non si piglia collera però. Ah no, Guarda, sta qua. Guardate, Sì, sì, sempre sono da potente, Collera però. possono avere bombi fiamma, bombe telefono, stanno fatta la Alzati, chiedi una cosa. simma. Ma ora il cambiato Nicola Napolina. Io non lo so, che non c'è E sotto chi di non giù. ha fatto sapere dice che brutti che tu scuola Io non c'è sotto di proprio giù. che più si scuola Il paesano mia, i paesani miei sono tutto buono, ma c'è un reno pocorino, ma c'è un po' mano. dice come tanto come una gallina da abitare Ma chi non ha fatto sapere A che era con pezzi di sciumento? come scarti e punghezza vabbè, dici dite una cosa, io che sto fa auguri. Ah mamma, la signorina è sparata. abbiamo fatto business mi ha detto con questo bicchiere e con questa pancia io prendo alla torcia signora Speranza Bravo. Ma come fa pure la rima? hai capito? Auguri pure alla signora Catarina. voglio dire La moglie Giuliana. E pure la figlia, Giuliana, sì. figlia della signora Aprila, Marzia. Alzate sono signore guardate Tutte signore, sì. guardate quando dice la verità proprio veramente sono contento la radio show Come no? sono signore una coppa signora Guardate, ma quindi ci hanno fatto tutto signore, perché in coppa ad essere indennità sta scritto signore, pure a me sta scritto signore. Hanno sbagliato Siamo però, tutti signore. Sta dove siete, sta però lo stanno sbagliando. come cuore. Vanno a scrivere signora Come cuore? Sì. E perché? Perché sei un signore, sono una persona educata. No, perché i ipotici tengono un culo grosso, tengono un culo ingrossato. No, quanto mai. no quello sono diciamo sfoghi meloida Vabbè. Don Beppì, datemi un saluto a cosa là. A Don Bavola. guardate a me non mi hanno fatto da Aspetta, sé io le riattuino non mi hanno fatto da sé A quale ospedale sta? Paolo sta malato. ho ospitato il capo signori Battacano Paolo sta malato, no? Ah, ci ho trovato, Il nostro tecnico. Il tecnico, Paolo il conduttore. E beh, che è con cooperazione? No, cosa niente. Ah, sta La passeria. E così niente. Sì, cosa niente. Va bene. Vabbè, a voi non hanno fatto trasì. non mi hanno fatto da sé Vanno cacciato fuori, no cacciato fuori no e sono tutto a tutti che non mi cacciavano scopavano E poi non lo fa trasì, significa che hanno chiuso la porta. si siamo da soli non mi cacciamo se non c'è così quindi se mi fa più dell'antità Io vengo a Napoli, Quest'anno dove è scaricato quest'anno? Dove stacchi? a casa vostra. Sembra che la mia ringrazia. Compri Mi sembra una bella cosa, dove stacchio? Una bella cascinella. Alza, Altre cose. sai chi è che da nome non lo serve? Segni che stanno comando lei là. Cosa non Vittorio Emanuele, Franco Emanuele. guardate sta che lo pappucciume sono belle, il mandolino, sa suonare mandolino, sa suonare la chitarra, sa suonare quella cosa più grossa della chitarra, io mandolino, come si chiama? La Zambugna non la sapevo suonare. Sbognato lì, ma si dice che c'ho 17 a pappucci, venga loca, venga a radio, primi Natale, ma ci fa una pastorale, a Napoli. Alza, si troppo bella, alza. Guardate, io oggi chiamate per salutare. Alza, mia chiede, solo mi si è fatto nome, ma io si chiama questo cazzo la fai sputare. Ma spugliamo, facciamo striptease. Come? Facciamo striptease. Lo strippo? O striptease. Lo strippo di che sei? No, Quello per 80 anni, ma che da fare? Come? guardate te. Era 80 anni. Arriva una cosa da una bella fina. Una bella fina, ma ci vuole un esercito tutta la persona. Tutto rovicchiato. Guardate, io non ho bianco. Veramente non voglio mi sono drogato, no? Sento uscire a me lo stato, si trova la previdenza sociale.
viaggi a Napoli, certi scende da ferrovia, prima da ferrovia come spinne sto palazzo, certi viaggi a Breno Pocorino si mi danno la pensione, e perché tu che tieni, gli tengo la DS, certi schillo con la DS si muore, certi è perché con l'Imbus si canta. Capito no? Con l'Imbus si canta? Certo, perché con l'Imbus si canta. Allora è meglio tenere Imbus, non la DS. Vabbè, io vi abbraccio, vi saluto. Buonanotte. 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 Lo saluto. Stacchio. Prego. Ci vediamo a casa mia allora, prima di Natale. Sì. D'accordo. Un saluto a tutta la radio giallo. Buonanotte. Ciao. Buonanotte, Stacchio, grazie. Madonna che fritto faccio con la mamma mia. Sta facendo la neve, Sì. Buonanotte. Ciao Stacchio. Salutiamo lo Stacchio da Montemarano, allora, Tango Liber. saluto Sì. anch'io. Sì. Mettete una bella canzone. Guarda alla fine, no? D'accordo. Una bene. Buonanotte a te, a tu e tutta la radio giorno, tutti quanti. La casa, Bianco. Buonanotte. Buonanotte. Andrea, aspetta un attimo, per piacere. Lasciato. Pronto? Buonasera. Buonasera. Barone. Buonasera. Come va? Come non allargato? Come stai? Mi radio. Guaglione, a me guaglione. Ma ci capito, come vai a chiamare? Ma non si gioca, come vai a chiamare? È un nobile. Ma come si permette? Appunto. Quando lo chiamare come siamo? Guarda Lusso. Dovrebbe. Ma guardi signor Sorrentino, Buonasera, Barone. noi ci davamo una volta del tu, adesso voglio proprio tenere le distanze con un recupero come lei. Ma io? Ma secondo me lei ne ha già passati tanti di guai e non vorrei ancora rinnovarle tanti auguri, Oh! Buonasera a tutte le persone che sono giù alla radio. Buonasera. Buonasera, come va signore, come va? Bene. Oh, mi fa piacere, ma si vede che questo signor Sorrentino, oltre che essere un vecchio ribambito, è anche un grande ubriacone. Io sono ubriaco. Tu sei un grande scurmacciato. No, Don Beppe. Ma questo poi... Barone. Sì? No, vecchio, il bambino no. Un briacone sì. Si è ubriacato, non ha bevuto troppo. Tanto. Signor Presidente, Sì, signor Barone. lei deve sapere, 5 litri. Dammi una bottiglia di Roma. lei deve sapere Sì. che le prostitute, Che sarebbe, vabbè? prima di essere definite tale, Sì. subito attaccano dicendo che le altre sono prostitute. Ho capito, sì. Mi sono spiegato? Le prostitute così è 78. 78 prostitute. 78, le malavette. No, zio Peppe, lei dice che io sono uno sconno, come ha detto che sono? Mi scommettiamo. Come lei? Sì. Lei sicuramente è un connuto. Barone. Lei è un connuto. No, Barone, un attimo. Barone, non mi prendere. Un attimo c'è il stacco, forse lo fanno le capo. A me? Sì. Ma non si State permetterà spostando, mai. voi state spostando la bocca, non da voi. Siete un nobile, pronto? Buonasera. Come stai? Tutto? Che è caduto un cacchio? Oh, mi dispiace! Connuto Peppe! Ma che pensieri voglio dire? Ma veramente a chi sa già che sta in davanti. Sì. Sembra che tu vieni alla radio a giorni l'hanno curato. Ricordi sta già scannando. Ci vedremo il giorno! Sta già scannando. Eccolo qua! Buonasera, Barona. Come stai? Io sto buono, Barona. Io sono uno scostumato. E permettete, volevo salutare la signorina Pina che sta in studio. E pure donnezza. Non mi sì, come mi ha scusato? Mi ha scusato perché è stata una di nuova salute. Però, Oscar, se mai volete chiedere scusa il barone a Zio Peppe, perché non ha offeso Zio Peppe il barone. Barona? Sì, l'ha detto in male parole, l'ha detto. Ma
quando vai? No, l'avete detto, sto registrato, il barone. No, ma lui mi ha detto bene delle cose! non me lo permetto, non è possibile. Ma lui lo è detto a me, io non lo sono! Barona! Sì! Hai detto Don Beppe che avete lì la macchina, automobile, ti do capellacca, o era? Sì! Io dalla macchina e te curata di ova. O E che sei, vabbè. La macchina per battere il sale, la via lo portavo allora. Vabbè. guarda, io volevo distruggere e io la che mangiare, mi chiedi scusa. Ma che Guarda! Qui, Non andare via! e guarda, io sto qui da parecchio tempo. Che barone. Ma devo dire la sera, Va bene! signorina Pina, Pina? Buonasera, Eustachio. come state? Bene, e voi? Non ci ha mandato poco la che pascolana vicino al bar amico vostro là. O bar amico vostro. Carrosania. O bar Rosani, insomma, sì, io la che pascolana l'ho sapito, no? Non l'ho mai visto. Dopo Natale spinga là. E poi vado a Santa Anastasia. Ma state Anastasia dove, Che Eustachio? Popricella, la famiglia Popricella. Ho capito. Sotto, a dove fanno barcate di frutta. Ho capito, ho capito. È un grande cacciatore. Il tenente, la stiamo una volta, sapete chi? Un sindaco Benedusca. Facevo un sindaco Benedusca, non ci stile Benedusca, è morto. Lo so che è morto. Ma io lo sai, saccio buono, io lo sai. Ma chi lo sente che sa chi mi somigliava? A chi somigliava? A chi le sette singole come presidente buttato un coppo cambia l'anno passato. Non mi permette a fare i miei collaboratori di lavoro. Erano Paolo Manardo, stiamo 3-4 singoli e allora in due cambia. Non da una signorina. Era proprio il sindaco che assomigliava. Noi stiamo sia Luca a lavorare con i miei collaboratori di lavoro. Che bella pumezza. Sono Antonio Pallano. Specialmente di quella donna. Franco Abate. È bella alla fine. Ho capito. Signorina saluta. Eustachio! Hai lasciato. Oddio! Bello, guarda cocco, buono. Ma non solamente! Non mamma Eustachio! Cioè, Hai lasciato. No, volevo fare gli auguri, sei un attimo su! Sì, Ma io non ho scostumato proprio per te! Mi siamo andati per l'amore della signora Catalina e per l'amore della dottoressa Speranza e per la figlia della figliola Marta. E che Per auguri! mezzo del personale di fare la gioia, monnezza. Monnezza lei, buonanotte, auguri a tutti! Se passa qua, io ci faremo qui, se non mai presidente, no se non mai, lo sto dicendo che se non mai, quando mi dico che se non mai, forza, fuori! Vabbè, c'è un po' di spazzacotti. Dobbiamo esplorare il nostro imperatore. Signor Salvatore. Pronto? Buonasera, Ho Buonasera. chiamato in ultimo per salutarvi a tutti Grazie, Comunque, mi scusate se un po' tardi. Sì, Salvatore, chiedo scusa alla sua Pasqua Pirro da quest'altra parte, è molto incasato. Auguroni a tutti coloro che si chiamano Caterina D'Agesta, Caterina la madre della dottoressa Speranza e la figlia di Massia. Comunque a voi un salutone, a tutti quanti voi che state nello studio, la signorina Pina, a Enzo, a voi presidente e a tutti coloro che ci vogliono bene, per me va la mia più cordiale buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Pasqualina. Pronto, Presidente. Presidente, dite che cazzo abbiamo occupato. Lo so, lei non si prende. Che Io avevo già fatto sto occupato, sto ancora a parlare la persona, sia gentile. Sì. Stamattina ho già fatto l'augurio. Sì. Adesso ci abbiamo un saluto. Va bene. Voglio fare l'augurio a Caterina, Sì. alla signora, alla mamma di... Lei ha fatto fuori posto, scusa. Presidente. Sì, Fate Pasqualina. l'augurio a me, la madre di... La dottoressa Speranza, sì. E l'augurio alla figlia di... La signora Caterina Scesa e la figlia della signora Marzia. Tanti auguri. E poi faccio un saluto a Giappina che sta in radio, Sì. Don Vincenzo, e che Luca sia di presto. Pasqualina? Bina, Buonasera. buonasera, stai bene? Sì, bene, e voi? Andiamo avanti.
tuo fidanzato sta bene? Sta qua. Buonasera Pasqualino. Buonasera Vincenzo. Ma ti senti? Sì signora. Voglio fare un saluto a Giuseppina Versa. Benissimo, anche da parte nostra. Sono con marito sta poco bene. Si scassa, un po', si rompe il computer. Basta scusatemi, Don Beppe. Si rompe. Ma l'ho fatto proprio. Come non Ce l'ha mai, sto dicendo che canta e ce l'ha mai. Aspetta. Ce l'ha mai. Alzo. Ce l'ha mai. Buonanotte. Buonasera, non vedo. Buonanotte. Domani mattina vai al Presidente. Buonanotte. Sì. Saluta la signora Maria della Bella Prosillipo. Sì. Saluta Maria Versa. Bene. Tutto quanto, voi due eri presto. No, si è finita. Ma Calice, mamma mia, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte Maitello, buonanotte. Grazie di tutto per te, per la vostra partecipazione. Buonasera signora. Buonanotte. Grazie.